due motori turbofan EJ200 da 10.000 kg di spinta ciascuno. L'Eurofighter, pilotato dal maggiore Luca Campello, entra in scena sulla display line per effettuare la prima manovra dell'esibizione tecnica, un looping che raggiungerà la quota di 1200 metri per poi iniziare a disegnare sul Champion. Per raggiungere in brevissimo tempo la prova di 1000 metri in questa attenzione, in arrivo verso di noi, la terza rotazione verso l'esterno dell'Eurofighter. Il Typhoon per raggiungere la quota di 1000 metri. Energia costante, il velivolo resta governabile per estrema precisione. Una volta riallineato con la display line, il Typhoon va a riposizionarsi per il prossimo secolo. Forse è uno dei rarissimi momenti in cui può vedere il suo pubblico con un attimo di calma prima di ridare tutto il motore alla Typhoon. Tirata di riposizionamento per poi arrivare a destra e mettersi in una virata velocissimi in questa spirale. Metri di superficie aria, scendendo rapidamente in picchiata per effettuare una delle ultime prove del programma dimostrativo, ovvero una L'Eurofighter Typhoon del reparto sperimentale di pratica di mare che passa di fronte a noi sta per retrarre il carrello e ci saluta così, rimettendo nuovamente al massimo i motori, massima spinta.